Le spettatrici e telespettatori di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, come sempre insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca, gli approfondimenti e gli aggiornamenti di giornata. Ma cominciamo subito con la cronaca e la notizia che ci arriva da Treviso dei controlli straordinari che sono stati disposti negli ultimi giorni dalla Guardia di Finanza nell'ambito del mondo del lavoro. Ebbene, i risultati sono abbastanza eclatanti perché le Fiamme Gialle trevigiane hanno scoperto 27 lavoratori irregolari, dei quali ben 26 totalmente in nero, sanzioni fino a 370.000 euro. Ma su questa importante operazione della finanza ci aggiorna in diretta la nostra Marta Zatta. A te, buongiorno Marta. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, continua il lavoro della Guardia di Finanza della provincia di Treviso che, come dicevi tu, ha scoperto ben 27 lavoratori irregolari, di cui 26 completamente in nero. Ecco, le Fiamme Gialle hanno poi disposto la segnalazione all'Ispettorato del Lavoro per 7 locali pubblici della provincia di Treviso, e le sanzioni in questo caso oscillano dai 64.000 euro fino ad arrivare ai 370.000 euro, quindi continua l'impegno su questo fronte della Guardia di Finanza. Noi abbiamo intervistato proprio pochi istanti fa il comandante della Guardia di Finanza della provincia di Treviso, Daniele La Gioia. Ecco cosa ci ha detto. Nei mesi di giugno e luglio, soprattutto nei weekend, i reparti della Guardia di Finanza di Treviso hanno effettuato tutta una serie di controlli a esercizi pubblici, bar, servizi alla persona, eccetera, eccetera, finalizzati appunto al contrasto alle forme di lavoro nero e lavoro sommerso. Ricordiamo che il lavoro nero appunto danneggia il sistema paese da due punti di vista. Uno sociale, perché la mancanza di un contratto priva il lavoratore di tutele fondamentali dal punto di vista assicurativo, contributivo, di sicurezza sul lavoro, ma c'è anche un piano economico, perché ovviamente le aziende che si avvantaggiano perché pagano di meno i lavoratori hanno un vantaggio competitivo che consente di stare sul mercato in maniera più favorevole, però distorcendo quella che è la regola fondamentale della concorrenza. In questa operazione quante sono le persone che sono state segnalate e soprattutto anche quali saranno poi le sanzioni? Sì, nei nostri controlli ai locali pubblici ne abbiamo fatti 22, abbiamo accertato 27 lavoratori irregolarmente assunti, di cui 26 totalmente in nero. Da questo punto di vista le sanzioni sono molto pesanti, perché per ogni giorno di lavoro in nero è prevista una sanzione che può oscillare comunque da un minimo di circa 2.000 euro a un massimo di 11.000 euro. E in più in 7 casi, siccome il numero di lavoratori impiegati in maniera irregolare, quindi in nero, era superiore al 10% dei lavoratori totalmente impiegati, è scattata anche quella che viene definita la proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale. Quindi il rischio da parte dell'impresa, se non si adegua e quindi se non paga le sanzioni previste, di dover chiudere per un periodo di tempo determinato la propria attività. Un fenomeno che sembra quindi non cessare. Sì, i nostri dati confermano che è un fenomeno purtroppo che segue un trend ben preciso e non cessa, non smette. Quindi ecco, la Guardia di Finanza c'è, come ho detto, soprattutto per tutelare i lavoratori, ma anche per tutelare quella che è l'economia sana della nostra provincia, anche perché qui il tessuto imprenditoriale generalmente è rispettoso delle regole, quindi è giusto che una forza di polizia economico-finanziaria come la Guardia di Finanza presidi il territorio proprio per garantire tutti quegli operatori commerciali onesti. E si continua a lavorare a Miane, se restiamo in provincia di Treviso, per cercare di domare l'incendio di vaste proporzioni che è divampato nel tardo pomeriggio di ieri in località Pianezze di Miane, che sta divorando il bosco del Vande, la Croda Pitta, una zona particolarmente impervia e praticamente impossibile da raggiungere con i mezzi via terra. Per questo si è alzato in volo
solo, già ieri pomeriggio l'elicottero dei servizi forestali della Regione Veneto che sta caricando acqua dalle vasche mobili, lo vedete appunto nelle immagini. Il problema infatti è proprio quello della siccità sul posto. Poco fa, e l'abbiamo visto in testa proprio alle immagini mentre scaricava quell'acqua colorata di rosso, è arrivato anche un Canadair dei Vigili del Fuoco che era giunto in Veneto ieri da Genova, ma che è stato impossibilitato a rifornirsi di acqua sul lago di Santa Croce, vista proprio la scarsità d'acqua del lago e la profondità troppo bassa. Il Canadair è stato quindi costretto a recarsi per il rifornimento a Jesolo e deve fare su e giù con un pieno di acqua di mare, percorrendo 70 chilometri rispetto ai 25 di distanza dal luogo dell'incendio del lago di Santa Croce. Questo ci fa capire anche quindi le grandi difficoltà e le problematiche che si stanno vivendo in questa torrida estate contrassegnata dalla scarsezza, dalla penuria di acqua che hanno ridotto davvero ai minimi termini i laghi alpini e pedemontani. Sul posto a Pianezza di Miane sono arrivati anche i volontari dell'AVAB di Revine, di Miane e di Valdobbiadene. Al momento non si conoscono con precisione le cause dell'incendio, ma l'ipotesi, vista anche proprio la zona particolarmente impervia nella quale sono divampate le fiamme, sembra abbastanza probabile che il rogo possa essere doloso. E continuiamo con la cronaca da Padova, 2 rapine in 7 minuti, stessa zona, stesso uomo. La squadra mobile della questura ha bloccato in poche ore un 57enne padovano incensurato che ieri pomeriggio ha messo a segno un doppio colpo armato ai danni di altrettante farmacie cittadine. Ai poliziotti che l'hanno fermato ha riferito di averlo fatto perché in difficoltà economiche. La storia di un rapinatore padovano parte alle 13 di martedì, quando in via Madonna della Salute, zona Stanga, un uomo col volto coperto entra in farmacia e punta una pistola contro un dipendente. Davanti all'arrivo di altri clienti e all'impossibilità di aprire subito la cassa, desiste e scappa a piedi. 7 minuti dopo, alle 13.07, lo stesso copione si ripete in una farmacia di via Bramante. Qui il rapinatore riesce a farsi consegnare il fondo cassa e fugge con 45 euro. Gli agenti della squadra volanti intervengono immediatamente su entrambe le segnalazioni. I primi rilievi mettono in luce un dettaglio che insospettisce gli investigatori. Nonostante il grande caldo, l'uomo indossa camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi, mascherina e cappello, un abbigliamento fuori stagione che serve a nascondere tatuaggi sulle braccia e capelli brizzolati, come emerge dalla visione delle immagini di videosorveglianza che riprendono lo stesso soggetto a muoversi in scooter nelle ore precedenti. Il mezzo diventa la chiave della caccia all'uomo. La squadra mobile lo rintraccia parcheggiato in zona Stanga. Poco distante individua il 57enne, fidanzato dell'intestataria del veicolo. La perquisizione nella sua abitazione porta al ritrovamento della pistola, risultata poi essere un'arma a salve, oltre agli indumenti usati per le 2 rapine. Portato in questura per l'identificazione, l'uomo ammette le proprie responsabilità. Dei 45 euro rapinati, 10 erano già stati spesi in sigarette. Agli investigatori dichiara di aver agito per bisogno economico, trovandosi in cassa integrazione. Il 57enne, che non risulta avere precedenti penali, è stato denunciato per entrambe le rapine, sequestrati l'arma e gli indumenti utilizzati per i colpi. Scene di ordinaria follia, restiamo nel Padovano a Selvazzano Dentro, dove un poliziotto è stato arrestato dopo che aveva aggredito un anziano per poi fuggire sulla sua auto. L'agente è stato arrestato dai carabinieri, la questura lo ha sospeso dal servizio.
Continuano le indagini dei carabinieri su quanto accaduto in via Brentelle, Selvazzano Dentro. È la mattina del 7 agosto quando al 112 arriva una richiesta di aiuto. 2 auto sono finite fuori strada, ma uno dei 2 conducenti è scappato. Arrivati sul posto, i militari della stazione di Limena hanno ricostruito quanto accaduto. L'auto abbandonata, infatti, era stata rubata poco prima a un anziano di 92 anni che era stato affrontato da un uomo che, dopo essere finito con la sua auto contro il cancello in via Brentelle, era sceso dal mezzo, aveva aperto lo sportello dell'auto in sosta e ne aveva tirato fuori con violenza l'anziano alla guida, colpendolo con dei pugni al torace. Si era poi allontanato sull'auto del 92enne, causando un secondo incidente. Grazie alle indicazioni fornite dai presenti, l'uomo, che si è qualificato come un agente di polizia di 56 anni, è stato rintracciato poco lontano in condizioni psicofisiche precarie e con una evidente ferita alla testa. Per il 56enne è scattato l'arresto con l'accusa di rapina aggravata. L'arresto è stato convalidato dal GIP. Continuano gli approfondimenti sul fatto e sulle cause del gesto. Nel frattempo la questura di Padova ha disposto la sospensione dal servizio dell'agente. Ed ora torniamo sulla questione dei dipendenti spiati all'ULSS 2. Abbiamo intervistato Antonio De Antonis, guida insieme al figlio Alberto della Global Investigazioni, l'agenzia che è stata appunto incaricata dall'ULSS 2 di Treviso di indagare su alcuni dipendenti sospettati di comportamenti infedeli rispetto all'azienda. Sentiamo. Ho fatto l'investigatore privato da 30 anni a questa parte, sempre nella riservatezza, sempre standomene al mio posto e senza eccedere in nessun caso. Questa volta ho sentito il dovere di saltare fuori perché sta esplodendo una bomba di paglia intorno a me e che sta anche riducendo il nostro lavoro. Un polverone, quello sollevato a Treviso attorno all'incarico commissionato dall'ULSS 2 per controllare i comportamenti di alcuni dipendenti sospettati di violare le regole, che ha spinto l'investigatore privato Antonio De Antonis a rilasciare un'intervista esclusiva ai nostri microfoni per spiegare l'accaduto partendo dal risultato finale. Io e tanti miei colleghi in questi giorni stiamo ricevendo disdetta di appuntamenti da tante aziende pubbliche che avevamo contattato e comunque chi ci guadagnerà saranno i furbetti che da oggi in poi, avendo tutti paura di fare questi lavori, potranno tranquillamente timbrare, andarsi a fare i fatti loro, andarsene magari in spiaggia, mettersi in 104 e andarsene a giocare a padel tranquillamente, che sanno che da oggi in poi non li pedina più nessuno perché tutti avranno paura di incaricarci di fare il nostro lavoro. La licenza concessa dallo Stato, eccola qui, autorizza a lavorare per enti pubblici e aziende private. Non capisco dove sia l'illegalità, cioè un dirigente che ha notizia di abusi da parte di dipendenti, incarica un'agenzia investigativa autorizzata dallo Stato, qual è la notizia? Penso che ci sia una regia strana dietro. Una professionalità, quella degli investigatori, che impone di non rivelare nulla dell'incarico svolto. Sarei perseguito penalmente per infedeltà professionale, poi sono votato alla riservatezza come giustamente il mio lavoro impone. I dati che mi vengono dati sono quelli necessari all'espletamento dell'attività che mi viene richiesta. Mai esistito che spiamo tutto l'ospedale, mai esistito che spiamo tutti, perché ho 6 dipendenti, ci vorrebbe tutta la CIA forse per spiare tutta la USL di Treviso. E a proposito di privacy, una volta consegnati i rapporti commissionati all'investigatore non resta nulla. Tutto quello che c'è su quelle persone nei nostri file in ufficio, come previsto dal GDPR della legge sulla riservatezza, vengono cancellati. Cioè io non ho più traccia di niente dei lavori fatti. Tutti si sentono spiati, ma non sono certo lavoratori scelti a caso. Sono stati fatti 10, 11, 12, 13 lavori mirati perché avevano dei fondati sospetti, perché deve avere un fondato sospetto chi ci incarica. Quanto alla cifra stanziata, De Antonis risponde che le tariffe sono imposte dalla prefettura e che i 130.000 euro all'anno sarebbero una cifra equivalente a quella necessaria se si utilizzassero carabinieri o altri agenti di polizia, liberi invece di fare altro. Impossibile invece avere notizie sull'esito dell'indagine. La scelta la fa il cliente, io come le ho detto prima non posso parlare dei lavori che ho fatto, non posso perché me lo impone la legge di non farlo e anche la deontologia professionale, ci mancherebbe altro. E adesso queste persone saranno rese pubbliche, beh, questo è un problema che non riguarda me, riguarderà chi sta scatenando questa bufera. Inviati gli ispettori della regione, si attendono gli esiti in pochi giorni. Penso che fanno bene perché comunque verificare se tutto è stato fatto a norma di legge, se tutto è fatto nei termini della salvaguardia della privacy, se tutto è stato fatto per bene,
penso che sia giusto, corretto, perché comunque parliamo di denaro pubblico. Sicurezza a Belluno, ora 20 nuovi agenti di polizia hanno giurato fedeltà alla Repubblica e sono entrati in servizio tra Belluno e Cortina. I loro compiti saranno quelli di rafforzare i servizi di controllo del territorio e di prevenzione. Ci colleghiamo quindi con la questura di Belluno, dove c'è Tiziana Bolognani con il questore Roberto Della Rocca. A te Tiziana, buongiorno. Sì Marta, buongiorno. Hai detto bene, 20 nuovi agenti, 14 destinati alla questura di Belluno, 6 al commissariato di Cortina. Con me il questore di Belluno Roberto Della Rocca, che ringrazio per la disponibilità. Signor questore, lei ha incontrato questi allievi che hanno appena concluso il corso. Che impressione ne ha avuto? Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Li abbiamo accolti l'altro ieri. La prima impressione è altamente positiva, anche perché le date di nascita giungono fino al 2005, quindi abbiamo ventenni, ventunenni, giovani, pieni di entusiasmo, con voglia di fare, carichi oltremodo, e questo mi rincuora. È stato anche emozionante incontrarli, anche perché voi sapete abbiamo un osservatorio sul mondo giovanile adesso abbastanza magari preoccupante, però vedere invece giovani che con orgoglio indossano una divisa è sicuramente un fattore che mi fa ben sperare. Sicuramente è un impegno anche da parte mia e di quelli più anziani di sostenerli, indirizzarli e tutelarli in questo primo periodo, perché diventeranno un punto di riferimento per la cittadinanza dell'intera provincia. Perché saranno impiegati nei servizi di controllo del territorio e di prevenzione, e dobbiamo dire che in questo periodo da fare ne avete molto. Sì, allora c'è un aumento sicuramente delle presenze turistiche. Io sono stato ieri sera in Cadore a Cortina e si percepisce. Dall'altra parte lo stesso discorso vale per Lagordino, Falcade e il resto. In più abbiamo tutte le sagre importanti di questo periodo che ci tengono impegnati. Abbiamo dei controlli settimanali importanti con la collaborazione delle altre forze di polizia, della polizia stradale, delle polizie locali che ci stanno dando una grossa mano, del reparto prevenzione crimine di Padova, con risultati sicuramente significativi. Possiamo dire, scusi signor Questore, che uno delle ultimissime operazioni riguarda i controlli che avete fatto nelle 3 giornate del Pamali Festival a cavallo tra San Boldo e Borgo Valbelluna, e lì insomma c'è stato un discreto sequestro di droga. Un riscontro sì positivo. Allora, questi servizi hanno una finalità chiaramente preventiva, però ovviamente quando si stende poi una rete da pesca qualcuno dentro ci cade. Abbiamo trovato della sostanza stupefacente e ovviamente dato l'aumento degli ingressi anche quello dello spaccio della sostanza è un'attività che sicuramente aumenta in questo periodo. L'altra nota in cui mi preme sottolineare è chi si mette alla guida in uno stato di alterazione alcolica, ovvero sia gente che si appresta a guidare sia in macchina sia in moto non nelle condizioni ottimali. Siccome nell'ultimo periodo ci sono stati degli incidenti anche abbastanza gravi, la nostra attenzione è massima, con una raccomandazione che continuiamo a fare sempre a livello preventivo di non mettersi alla guida se non è nelle condizioni. Devo fare un plauso ai giovani ragazzi, perché loro continuano ad avere il cosiddetto autista designato, cioè uno che si va a immolare e non beve in quella sera, che magari fra quelli della mia età invece è un po' più difficile questa condotta. Ed è quanto è emerso per esempio anche nel corso della presentazione dell'attività del camper fuori posto dell'ULS 1, di cui vi parleremo diffusamente questa sera, in cui certo emerge la diffusione dell'alcol fra i giovani, ma come dire, lo zoccolo duro è sempre rappresentato dagli adulti. Sì, anche perché poi il comportamento che mettiamo in atto da adulti è quello che dà il viatico anche ai ragazzi, cioè
al di là delle parole è proprio il comportamento effettivo. Devo dire, nei giovani sicuramente l'abuso dell'alcol è una tematica da affrontare, però dobbiamo essere per primi noi a dare delle indicazioni comportamentali chiare, soprattutto quando ci si mette, ripeto, alla guida sia di autoveicoli sia di motoveicoli. Quindi dobbiamo aspettarci in questi giorni un incremento di pattuglie, di controlli lungo le direttrici principali della nostra provincia. Non sono molte per la verità, però è importante esserci, dalla Gordina alla 51 di Alemagna verso le località turistiche, e poi certamente feste e festine, insomma agli avventori dobbiamo dire di fare attenzione. Assolutamente, ma è, ripeto, per la tutela della salute pubblica di chi si mette alla guida e di chi alla guida non è, che potrebbe essere vittima di un incidente. Ieri, scendendo da Cortina, ho trovato, mi ha rincuorato, ben 5 pattuglie di diverse forze di polizia che facevano posti di controllo. Ripeto, non è unicamente un fine repressivo, ma è per far sì che la gente si senta anche tutelata. Ringrazio il signor Questore di Belluno per la disponibilità, Roberto Della Rocca. Marta, ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani, al Questore. Noi andiamo ora a Vicenza, perché anche a Vicenza sono arrivati in questi giorni, sono stati assegnati nuovi 15 poliziotti alla Questura. Il sindaco Possamai però rilancia sulla carenza degli agenti, appellandosi nuovamente al governo, alla città di Vicenza. Dice serve un'attenzione diversa. Sentiamo. Dopo anni in cui il tema della carenza di organico della Questura di Vicenza è al centro del dibattito politico e cittadino, arriva l'assegnazione di 15 agenti. Il primo cittadino, così come aveva sollecitato qualche mese fa in occasione di una visita in città del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, torna a chiedere al governo più attenzione per la città attraverso la dotazione di un numero adeguato di agenti e il passaggio della Questura di Vicenza ad una fascia superiore. Abbiamo sottolineato più volte che il numero di agenti presenti nella Questura di Vicenza sul territorio cittadino e provinciale è assolutamente insufficiente. Sono calati di decine e decine di unità negli ultimi anni. Quest'anno c'erano stati garantiti almeno 20 agenti che sarebbero stati sufficienti a coprire i pensionamenti e i trasferimenti, invece alla fine ne sono arrivati soltanto 15 e i pensionamenti già certi sono 16, quindi ci ritroviamo addirittura con una persona in meno, un agente in meno nella Questura di Vicenza. Qualche mese fa, quando è venuto qua il ministro Piantedosi, ha detto che Vicenza è una città sicura e che dal suo punto di vista quindi queste forze sono sufficienti. Noi però invece pensiamo che la sicurezza non si faccia soltanto con le classifiche, ci interessa poco cosa succede nelle altre città italiane, per noi si fa con la presenza delle forze dell'ordine, con i mezzi, con gli investimenti, e quindi torniamo a chiedere un'attenzione diversa per la nostra città e per la nostra provincia. Ed ora la notizia del terrorista, del giovane albanese radicalizzato che è stato fermato ed espulso dopo essere atterrato domenica all'aeroporto di Treviso. Secondo le indagini stava preparando un attentato in nome dell'ISIS, voleva far saltare un centro commerciale a Verona. Stava progettando di far saltare in aria un centro commerciale in provincia di Verona, in nome dei principi del fondamentalismo islamico ai quali aveva giurato fedeltà. Per questo domenica, non appena è sceso dal volo da Tirana con i genitori, è stato fermato all'aeroporto Canova di Treviso dalle squadre speciali della Polizia di Stato, che da tempo lo stavano monitorando. Si tratta di un 22enne albanese senza alcun precedente penale che vive nei dintorni della capitale del paese delle Aquile, ufficialmente venuto in Italia per raggiungere dei parenti in provincia di Pordenone per un periodo di vacanza. In realtà solo un tassello del piano che stava elaborando da tempo, fatto di un conto corrente dedicato utilizzato anche per raccogliere fondi, di social network attivi solo per la galassia estremista e di tante ricerche sia sulla possibilità di aderire all'ISIS che per fabbricare un ordigno esplosivo utilizzando materiale chimico normalmente in commercio per altri scopi.
Ed è sulle sue navigazioni digitali che si è acceso l'interesse della rete della Polizia di Stato dedicata all'antiterrorismo. A far scattare il provvedimento di fermo la conferma che il giovane aveva già acquistato, grazie a dei versamenti fatti da alcuni coetanei ora sotto indagine, alcuni elementi per la preparazione della bomba all'apparenza innocui e che sarebbero già stati consegnati ai parenti friulani all'oscuro sia della sua radicalizzazione che dei progetti terroristici. Il 22enne, interrogato dalla Digos e dal nucleo immigrazione e antiterrorismo della Polizia di Stato, avrebbe minimizzato ogni cosa, ma questo non ha impedito la sua espulsione il giorno dopo con un provvedimento firmato dallo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che avrebbe anche attivato un canale dedicato al caso direttamente con il governo di Tirana. Plauso a tutti i livelli per la brillante e discreta operazione di polizia, a partire dal presidente della regione Alberto Stefani, che ha sottolineato come i percorsi di radicalizzazione si stiano diffondendo costantemente nel mondo digitale, dove i giovani sono i più esposti. Ancora più decisa la presa di posizione dell'eurodeputato leghista ed ex sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. L'Occidente è sotto attacco, lo dico da tanti anni, e la radicalizzazione già in Italia, in Europa, si sviluppa purtroppo nelle moschee irregolari, sui social e adesso anche con arrivi mirati, come quello di Treviso. E per questo diventa sempre più importante, la Lega lo dice da anni, il controllo delle frontiere, il controllo dei confini. Concetto su cui concorda il sindaco di Treviso Mario Conte, anche in relazione a quanto sta accadendo ai confini spagnoli. Quindi Schengen dovrebbe rimanere ancora per un po'? No, sono tutte situazioni che vanno monitorate con grande attenzione senza creare allarmismi, però è altrettanto vero che queste persone si spostano da un paese all'altro anche attraverso situazioni come quelle che abbiamo visto nelle scorse settimane in Spagna. Quindi dobbiamo alzare il livello di attenzione, tutti gli snodi di passaggio, che siano aeroporti, stazioni, ma ancora di più anche i centri di accoglienza. Tutte le persone che arrivano nel nostro paese devono essere monitorate in modo molto attento, professionale, come stanno facendo le nostre forze dell'ordine. La difesa del territorio e la protezione delle nostre comunità deve essere prioritaria. Una notizia di cronaca ora che leggiamo insieme dal sito del Gazzettino ed è relativa ad una fuga di gas che si è verificata in un hotel a Peschiera del Garda. 15 persone sono rimaste intossicate e la struttura è stata evacuata. Sul posto i sanitari del 118 assieme a carabinieri e vigili del fuoco che hanno effettuato le operazioni di verifica sull'impianto e messa in sicurezza dell'hotel. Andiamo ora a Castelfranco Veneto, corsa clandestina tra auto interrotta dall'arrivo di polizia locale e dei carabinieri. È successo lo scorso fine settimana sulla Postumia, indagini in corso per identificare organizzatori e partecipanti. I motori rombanti pronti a partire, gli spettatori assiepati sulla rotonda per guardare lo spettacolo. È una vera e propria corsa clandestina, quella che nella notte tra sabato e domenica la polizia locale ed i carabinieri hanno interrotto a Castelfranco. È il cuore della notte. Sulla Postumia romana ci sono una ventina di auto coinvolti in una gara. Le macchine ed il pubblico di numerosi ragazzi creavano una situazione di potenziale grave pericolo sia per la circolazione stradale sia per gli astanti che potevano essere travolti dalle auto. All'arrivo delle forze dell'ordine, 2 pattuglie della polizia locale, una gazzella dei carabinieri, c'è stato un fuggi-fuggi generale, ma diversi conducenti sono stati fermati ed identificati. Ora le indagini continuano per arrivare all'identificazione anche degli altri partecipanti, per accertare le responsabilità e procedere nei confronti di chi ha partecipato ed organizzato il raduno clandestino. Sotto la lente i numerosi filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale che hanno immortalato le targhe delle auto. Come amministrazione comunale abbiamo sin da subito cercato questa collaborazione con le forze dell'ordine in cui crediamo, sappiamo che sono il presidio della sicurezza nel territorio e quindi le ringraziamo. Siamo altrettanto convinti che la sicurezza sia e debba essere una nostra priorità, quindi videosorveglianza, tavoli permanenti con le forze dell'ordine, perché le strade pubbliche non possono essere delle piste da corsa, sappiamo tutti quelli che possono essere i rischi. Su questo noi saremo assolutamente intransigenti. E corsa
corse clandestine, gare tra auto anche a Spresiano, sembra essere questa l'ultima moda tra i giovani della Marca trevigiana. È successo l'altra notte, i residenti esasperati hanno lanciato sassi contro le vetture. Ho letto su un post di Facebook che qualche cittadino esasperato avrebbe lanciato dei sassi contro queste macchine. I sassi sono stati tirati perché c'è una forte presenza di questi automobilisti che fanno, non so se facciano gare, se facciano corse, non so cosa facciano, e quindi i residenti sono sicuramente esasperati, ecco, da questo comportamento. Non ne ha la certezza il sindaco Marco Della Pietra, ma certamente condanna gli episodi che sono stati segnalati sui social, secondo cui alcuni residenti esasperati dalle gare notturne sulle vie attorno alla scuola media e su via Spresiano si starebbero facendo giustizia da loro. Ma il problema è più ampio e il comune c'entra poco. Anche delle gare non ho contezza, però so che ci sono dei problemi in zona. Lì vicino c'è la rotatoria nuova che è stata fatta per la strada parallela alla Pontebana che collega con Pedemontana Veneta, e lì so che appunto sulla rotonda ci sono delle auto che fanno i freni a mano ad orari tardi, comunque, no? La sera tardi, la notte. E poi c'è la strada stessa, la strada di cui parlavo prima, che è diventata un circuito. È una strada che non è nostra, è stata ceduta da SIS alla provincia poco tempo fa. Tra l'altro lì abbiamo anche dei problemi di immondizia, perché continuano a gettare le immondizie che spesso cadono sulle rive che sono proprietà private, quindi vanno nelle case dei nostri concittadini. Però non siamo noi, io capisco anche i cittadini che lamentano queste condotte, però non è di pertinenza del comune. Noi proviamo a fare quello che possiamo, ma in realtà sono altri gli enti che dovrebbero prendersi l'onere, ecco, di sanzionare o di trovare delle soluzioni. Il punto, afferma il sindaco, è che chi fa le strutture dovrebbe anche pensare alle ricadute reali sul territorio e occuparsene da un punto di vista finanziario. Invece adesso toccherà alle casse dell'amministrazione risolvere i problemi. Tra via Carducci, via Tognolo, via Buonarroti, l'area proprio delle zone delle scuole medie, adesso dobbiamo investire circa 100.000 euro tra portali per impedire l'accesso dei camion, perché anche quello è un problema, e tra la segnaletica, i dissuasori e via dicendo. Dissuasori che poi una volta messi magari creano anche disturbo e quindi ti tocca anche toglierli. Per cui ecco, bisognerebbe pensare un po' in maniera più omogenea alla cosa e non pensare solamente all'opera. Abbandoniamo per un attimo la cronaca e apriamo una finestra su un tema sicuramente più leggero, ma che sta appassionando davvero tante persone, quello dell'eclissi solare attesa per questa sera, ora X alle 19:30, ma ci colleghiamo con l'Osservatorio Astronomico di Padova, dove c'è il nostro Francesco Ratai con Roberto Ragazzoni, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. A te, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno alle persone che ci seguono da casa. Si dicevi bene, siamo nel cuore della Specola, che è l'osservatorio dell'Università di Padova, e con noi c'è il professor Ragazzoni, che è presidente dell'INAF, l'Istituto Nazionale Astrofisica. Ecco, e con lui vogliamo proprio parlare di quello che è l'evento che per sia gli studiosi ma anche i tanti astrofili appassionati o anche le persone più semplici che alzano gli occhi al cielo, è quello dell'eclissi che stasera andrà in scena verso il tramonto, giusto? Esattamente, c'è un'eclissi totale di sole, ce ne sono un certo numero ogni anno, anche fino a 5, però interessano una fascia molto ristretta della superficie terrestre, quindi è relativamente raro, se uno sta fermo in un posto, vederne una. In questo caso interessa l'Europa, in particolare attraversa la Spagna, termina nelle Baleari, proprio alla fine, poco prima del tramonto. In Italia sarà quindi solamente parziale, quindi il disco solare non verrà completamente bloccato dalla Luna e quindi un po' di luce continuerà ad arrivare, quindi sarà sempre pericoloso osservare il sole ad occhio nudo, ricordiamolo, però arriverà nella zona del nord-est anche al 90% di frazione del disco del Sole illuminato, proprio poco prima del tramonto. A seconda dei posti, più andiamo verso sud, addirittura
addirittura il punto finale avverrà dopo il tramonto, quindi non sarà visibile. Per osservarlo, appunto, se avete degli speciali occhiali per guardare l'eclisse, fatelo con quelli, altrimenti si può anche usare una specie di camera oscura fatta in casa, anche con un foglio di carta, con un piccolo forellino fatto con uno spillo o un chiodino, e illuminando, diciamo, attraverso questo con la luce del sole un dischetto che magari col cellulare si può ingrandire e vedere il disco che viene man mano eroso circa dalle 7:30 di oggi pomeriggio fino alle 8:30, che è grosso modo l'ora del tramonto per queste zone. Ecco, lo ripetiamo, non guardate il sole ad occhi nudi, usate o il suggerimento del professore, che è molto anche divertente, oppure usate gli occhialini, anche le lastre da saldatore qualcuno consiglia. Tecnicamente non sono, diciamo, a norma, quindi uno deve fare molta attenzione, non suggeriamolo. Ecco, evitiamo invece i vetri oscurati, perché si leggono anche delle sciocchezze come bruciarlo un po' e guardare. Gli occhiali stessi da sole sono insufficienti per poter guardare, ed è una cosa subdola, perché non dà dolore, diciamo, la lesione di guardare la luce del sole, quindi assolutamente non in questo modo, ci si diverte lo stesso. E la cosa più complicata in un certo senso è essere sicuri che l'orizzonte a ovest-nord-ovest sia libero, quindi o su un palazzo alto o su una radura, e magari controllare prima che sia libero. E la seconda difficoltà è che, anche se oggi è una giornata bellissima, almeno qua a Padova, che quando il sole è vicino al tramonto, anche poche nuvole sparse sul territorio, la probabilità che si incontrino è elevata, quindi per chi è veramente vuole maniacalmente vederla sia pronto a spostarsi. Ecco, la serata però non si concluderà con l'eclisse, perché avremo l'apice di quello che è comunemente noto come il fenomeno delle stelle cadenti, fenomeno agevolato anche dalla luna nuova. Sì, la luna ovviamente, essendo proprio davanti al sole per definizione, non disturberà questa notte, quindi una volta c'è giusto il tempo di cenare dopo il tramonto, e specialmente dopo luna di notte, perché, diciamo, la Terra ruotando è come guardare, se uno guarda la pioggia o la neve dal finestrino davanti o dal finestrino dietro dell'auto, dopo luna di notte è come guardare sul lato davanti, quindi si vedono più stelle cadenti, e è un fenomeno detto tecnicamente delle Perseidi, perché le stelle sembrano provenire da un punto che si chiama radiante nella costellazione del Perseo, e sono dovute al fatto che la Terra attraversa la scia la coda di una cometa che ha lasciato lungo la sua orbita una serie di frammenti che la Terra incontra, che la maggior parte di questi produce solo questi fenomeni ottici e non raggiunge il suolo. Ecco, questa un'eclissi che non si vedeva da parecchio tempo sul nostro territorio. Il prossimo anno ce ne sarà però un'altra, che sarà anche questa parziale dal nostro territorio, mentre sarà totale nella zona della Spagna fino all'Egitto. Sì, mentre questa eclisse anche in Spagna il sole è molto basso sull'orizzonte, non è una delle, anche nella fascia di totalità, non è una di quelle più facilmente fruibili. Prossimo anno, sempre in agosto, ci sarà un'eclisse che culmina proprio vicino alle piramidi, vicino a Luxor, sarà anche quella visibile come parziale dall'Italia, però in quel caso potrebbe essere l'occasione di spostarsi nella fascia di totalità, che è veramente impressionante, diciamo. Finché non si vede è difficile spiegare un'eclisse totale di sole, perché appare la corona solare che diventa l'oggetto brillante più grande della sfera celeste, si vedono le stelle di giorno, si vedono i pianeti di giorno, succede vicino al mezzogiorno solare, quindi diciamo perturba anche la flora e la fauna, diciamo, locale in modo significativo. È un evento che merita. Ecco, quello che assisteremo oggi sarà un evento meno così drammatico di quelli più spettacolari che la natura riesce a offrirci. Anche persone che sanno esattamente cosa sta succedendo testimoniano che resta un senso quasi di inquietudine
durante quei minuti. Sì, qui c'è un aspetto romantico in generale. Io, nonostante facevo questo lavoro, lo stupore delle stelle nella volta notturna di una bella nottata rimane invariato, però effettivamente l'eclisse è, ripeto, bisogna essere nella fascia di totalità, quindi è molto difficile che per caso uno riesca a vederla. Ecco, un'ultima domanda al professor Ragazzoni. Lei dove la guarderà? Io la guardo da casa mia sul balcone. Ieri alla stessa ora ho verificato, c'ho un piccolo telescopio, guarderò, ma ho già preparato il foro Stenopec sul foglio di carta, voglio vedere come viene. Un suggerimento per chi volesse fotografarla? Siccome ci saranno migliaia, milioni di fotografie simili, magari migliori di quelle che chiunque riesce a fare, il mio suggerimento è, se riuscite a trovare una zona da cui, quando il sole è magari non completamente eclissato, staglia sopra la silhouette di un palazzo importante e iconico, come magari la stessa Specola di Padova o la Basilica di Sant'Antonio o qualche altro palazzo della vostra città. Ecco, grazie al professor Ragazzoni. Marta, se non ci sono altre domande ti restituirei la linea. Grazie a Francesco Ratai e naturalmente a tutti i nostri telespettatori auguriamo di godersi questo meraviglioso spettacolo, naturalmente con tutte le raccomandazioni che abbiamo sentito, quindi non con gli occhiali da sole o filtri fai da te, ma solo ed esclusivamente con gli appositi occhialini, anziché altrimenti si rischia davvero di rovinarsi la vista, di bruciarsi la retina, quindi i danni possono essere davvero molto gravi ed irreversibili. Detto questo, naturalmente buona visione dell'eclisse a tutti quanti. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo parlato prima della sicurezza in montagna in vista del Ferragosto con il questore Roberto Della Rocca. Dai monti ora andiamo al mare in vista appunto della festa dell'estate più attesa dell'anno. Jesolo si prepara blindandosi in particolare contro il cosiddetto fenomeno dei Maranza. Ci aggiorna in diretta da Jesolo Edi Calimana. A te, buongiorno Edi. Marta, buongiorno a te e ai telespettatori. Sotto un sole non troppo piacevole, ma piacevole sicuramente per chi sta in spiaggia, con il sindaco Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, che per questo ponte in cui raccoglie la maggior parte dei turisti italiani e non, soprattutto in queste 2 settimane, tra quelle di Ferragosto e quella successiva, c'è un dispiegamento di forze non indifferenti sul territorio per garantire la sicurezza delle persone e anche dei bagnanti stessi. Iniziamo da un dato: in questo momento e per la maggior parte dell'estate a Jesolo ci sono oltre 200 persone, agenti delle varie forze dell'ordine, fra personale ordinario e personale di rinforzo estivo, quindi un numero che garantisce una grande presenza in città e quindi la vigilanza sia di giorno che di notte. Lato comune noi garantiamo 75 agenti di polizia locale con turni che vanno quasi nell'H24, facciamo tante cose, ci occupiamo ovviamente di sicurezza urbana in primis e in previsione di Ferragosto concentreremo la nostra attenzione, i nostri sforzi da un lato sulla sicurezza stradale, quindi ci saranno dei servizi mirati in funzione antistrage che portiamo già avanti durante l'estate, soprattutto la domenica all'alba, ma ovviamente nei giorni clou andremo a concentrare. Ci saranno dei servizi di vigilanza ad hoc nelle zone più calde, quindi pensiamo a Piazza Mazzini, a alcuni altri punti del litorale. Abbiamo 3 unità cinofile che saranno tutte a vario titolo in servizio nei prossimi giorni. Continuiamo la vigilanza sulla spiaggia dove c'è ovviamente il commercio abusivo, che è un fenomeno storico ma che con un'attenzione continua viene tenuto sotto controllo. E poi la novità di quest'anno sono i controlli antifumo. Vediamo che c'è un generale rispetto di questa nuova regola, però c'è ancora qualcuno che non rispetta e quindi vengono applicati
applicate le relative sanzioni. Tutto questo in un quadro di un'estate fondamentalmente tranquilla, dopo un inizio un po' particolare, più clamore poi che fatti concreti legato al tema Maranza. Tutti questi mesi invece sono trascorsi in maniera assolutamente tranquilla. Ovviamente c'è un controllo continuo perché non possiamo mai abbassare la guardia, in questo c'è anche l'attenzione del prefetto che anche nei giorni scorsi ha garantito sulle spiagge soprattutto la massima attenzione, quindi affrontiamo Ferragosto con il più ampio ottimismo. Quindi sindaco, dispiegamento di forze imponente, ma anche in arrivo un piano di sicurezza urbana che riguarda proprio l'installazione di nuove telecamere di sicurezza. Quante sono e rientrano in un piano di svariate centinaia di migliaia di euro? Sì, giusto ieri la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità dell'estensione dell'impianto di videosorveglianza che già oggi copre tutto il territorio con 64 telecamere, andremo ad aggiungerne altre 24, questo progetto ci permette di candidarci ad un bando del Ministero dell'Interno che è in scadenza, che potrà cofinanziare fino a 250.000 euro su un progetto complessivo di 500.000, in ogni caso a prescindere dal finanziamento andremo avanti lo stesso. Queste telecamere copriranno tutto il territorio, quindi sia le frazioni che alcuni centri residenziali del centro storico e poi alcuni punti caldi del Lido, come ad esempio Piazza Trento, Piazza Aurora, alcune piazze centrali, tutto integrato in un sistema che abbiamo aggiornato un anno fa, che prevede anche l'intelligenza artificiale in un sistema di videoanalisi che ci permette a posteriori di ricercare le immagini sostanzialmente in tempo reale, quindi avere una capacità di repressione molto elevata. Ovviamente tutte queste sono cose che si integrano con altri sforzi, come ad esempio il taser, le bodycam, l'investimento nei mezzi della polizia locale, il tutto per innalzare il più possibile il tasso di sicurezza di Jesolo. Sindaco, insomma abbiamo sentito con te Marta tutto ciò che concerne appunto il dispiegamento di forze riguardo alla sicurezza su Jesolo, che non si limita solo appunto a questo ponte di Ferragosto, ma invece viene spalmato anche oltre per tutta l'estate. Se non hai domande, ringraziando il sindaco, ti restituisco la linea. Grazie a Edi Caliman e al sindaco Christopher De Zotti. Noi continuiamo con la cronaca, ritorniamo in provincia di Treviso. Botte, minacce, rapine, armi in mano, ha messo a segno almeno 3 colpi violenti e senza scrupoli. Un 36enne di paese è stato arrestato dai carabinieri, identificati e denunciati i complici. Armato di pistola, coltello e cacciavite, prendeva di mira le vittime, le minacciava, rapinava e picchiava, facendosi consegnare i soldi e gli oggetti di valore. È stato arrestato dai carabinieri un 36enne residente a Paese, un rapinatore seriale, violento e senza scrupoli. 3 per il momento i colpi contestati. Tra gli episodi figura una rapina aggravata commessa in concorso con un 45enne trevigiano incensurato ai danni di un centro estetico di Vedelago il 29 novembre 2025. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nel locale aggredendo fisicamente una dipendente, afferrandola per il collo e spingendola contro una parete per poi impossessarsi di denaro contante e telefoni cellulari. A risultare particolarmente importante per le indagini era stato il ritrovamento di un marsupio riconducibile all'arrestato. All'interno gli investigatori avevano trovato il suo passaporto, perso durante le concitate fasi della rapina. Il 1° dicembre l'uomo avrebbe denunciato ai carabinieri lo smarrimento del documento nel tentativo di sviare le indagini. Altro colpo il 22 maggio 2026 ad Altivole. In questo caso il 36enne è accusato di rapina e porto abusivo d'armi ai danni di un 58enne di Vedelago. Secondo la ricostruzione dell'accusa, dopo aver intercettato la vittima per strada, l'avrebbe costretta a salire sul proprio veicolo sotto minaccia, facendosi consegnare 450 euro in contanti e il telefono cellulare per poi abbandonarla illesa in una zona rurale di Altivole. Il 4 giugno scorso, altra rapina, la vittima, un 29enne americano senza fissa dimora. L'episodio si sarebbe verificato nel parcheggio Dal Negro di Treviso, dove il giovane sarebbe stato avvicinato e minacciato di morte con una pistola, costretto a salire su un veicolo e poi abbandonato in una zona isolata di Padernello di Paese, dopo aver consegnato al rapinatore lo zaino contenente effetti personali per un valore complessivo di 800 euro. L'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Treviso. Il 36enne arrestato
L'imputato è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia. L'avvocato Martina Pincirolli, che lo difende, ha chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato la decisione. Si è spacciata per una poliziotta, ha raggiunto il 94enne, le ha portato via denaro, gioielli e perfino la fede nuziale, ma la fuga è durata poche ore. La truffatrice, una 43enne originaria del Napoletano, è stata intercettata dai carabinieri di Belluno mentre cercava di lasciare la provincia in treno. Una telefonata alla voce di un falso appartenente alle forze dell'ordine e una storia inventata per mettere paura. Il cliché è rodato. Un furto in città, 3 persone in fuga a bordo dell'auto dell'anziana, servono controlli immediati su soldi e gioielli. È così che una bellunese di 94 anni della Pieve Cassionese è stata raggirata nel pomeriggio di sabato scorso. Alla porta della sua casa si è presentata una donna dicendo d'essere una poliziotta. Modi affabili, tono rassicurante. La linea telefonica dell'anziana è rimasta occupata dal complice, mentre la falsa agente è entrata in azione. La 94enne ha consegnato denaro e preziosi, ma la malvivente non si è accontentata. Prima ha aperto armadi e cassetti, poi ha rovistato in casa in cerca di altri oggetti di valore. Tra quelli finiti nelle sue mani anche la fede nuziale dell'anziana, un ricordo dal valore ben più grande di quello economico. Poi la fuga fulminea. Ma questa volta il copione si è interrotto prima del previsto. I carabinieri del nucleo investigativo di Belluno, informati dell'accaduto, si sono messi sulle tracce della donna individuata nel giro di poche ore su un treno mentre cercava di lasciare la provincia. Si tratta di una 43enne di origine napoletana con qualche precedente. I militari l'hanno perquisita e addosso e tra i suoi effetti personali sono stati ritrovati il denaro e i gioielli appena sottratti, oltre al cellulare della vittima. Recuperata anche una patente falsa e altri beni sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. La rifurtiva è stata restituita integralmente alla 94enne, la truffatrice è stata invece denunciata a piede libero. L'operazione arriva a pochi giorni da un altro intervento dei carabinieri che hanno bloccato 2 trasfertisti napoletani sospettati di muoversi tra Bellunese e Trevigiano alla ricerca di possibili vittime. Dai carabinieri arriva l'appello a non abbassare la guardia. Nessun vero appartenente alle forze dell'ordine chiederà a domicilio soldi e gioielli per effettuare controlli. Di fronte a telefonate sospette, la raccomandazione è una sola: chiamare subito il 112. E la polizia locale di Venezia è riuscita ad identificare e denunciare l'uomo ritenuto responsabile di aver ferito al viso con un coccio di vetro un giovane del Miranese durante una rissa a Piazzale Roma. È stato rintracciato, identificato e denunciato per aver ferito un giovane milanese durante una rissa avvenuta a Piazzale Roma poco più di un mese fa. Le indagini della Polizia Locale di Venezia hanno infine stretto il cerchio attorno ad un uomo di origine nordafricana, ora accusato di aver colpito un ragazzo ad una guancia, probabilmente con un coccio di vetro, provocandogli una ferita che aveva poi richiesto diversi punti di sutura all'ospedale dell'Angelo di Mestre. I fatti risalgono al 5 luglio, quando verso le 3 di notte una pattuglia della polizia locale si imbatteva nei pressi di Piazzale Roma in un giovane con una vistosa ferita sanguinante alla guancia destra. Assieme a degli amici, tutti tra i 19 e i 22 anni, il ferito era intervenuto a difesa di una donna che stava venendo importunata da un gruppo di nordafricani. Era scoppiata una rissa in cui ad avere la peggio era stato il ragazzo ferito alla guancia. Già la notte del 7 luglio, un'operazione mirata tra Campo Santa Margherita e Piazzale Roma aveva permesso alla polizia locale di rintracciare 4 nordafricani coinvolti a vario titolo nella rissa. Tra loro non c'era ancora quello ritenuto responsabile del ferimento, ma oramai la strada delle indagini era segnata. Nel periodo seguente sono partite una serie di ricerche coordinate che la notte scorsa hanno portato all'identificazione e alla denuncia dell'uomo. E lo scorso è stato un fine settimana di super lavoro per la polizia locale di Castelfranco Veneto. Abbiamo sentito prima l'aver sventato la corsa clandestina, poi c'è un altro episodio singolare che si è verificato perché i vigili hanno recuperato un monopattino elettrico che era stato rubato nei giorni scorsi. A riconoscerlo il legittimo proprietario. Gli agenti sono intervenuti bloccando il veicolo condotto da un ragazzo. La situazione si è poi complicata
con l'arrivo del padre di quest'ultimo che si è presentato in stato di alterazione alcolica. Sottoposto a controllo, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore di oltre 4 volte il limite consentito. Ed ancora, lungo la Castellana, la polizia locale ha fermato un conducente in evidente stato di ebbrezza. In un primo momento l'uomo ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test, consentendo poi al controllo che ha confermato lo stato di ubriachezza. A questo punto l'uomo ha aggredito verbalmente gli operatori, arrivando quasi allo scontro fisico. Gli agenti hanno quindi proceduto nei suoi confronti denunciandolo per resistenza, oltraggio e minacce. Ed ancora dal Trevigiano va a fuoco un capanno a Vedelago, 2 mezzi dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio che ha coinvolto anche 5 auto, un furgone e 4 rotoballe di fieno. Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio a Vedelago all'interno di un deposito privato di Via dei Volti. L'allarme è scattato intorno alle 13. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco arrivate da Castelfranco Veneto, dalla sede centrale di Treviso. Le fiamme hanno coinvolto 5 automobili, un furgone e alcune rotoballe di fieno, ma a preoccupare maggiormente è stata la presenza di alcune bombole di GPL. I pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di raffreddamento per scongiurare il rischio di esplosioni. Ci hanno chiamato più o meno all'1, l'ora di pranzo, vedevano una colonna di fumo a Vedelago, quindi siamo usciti. Arrivati qui addirittura ci avevano detto che probabilmente era la fabbrica qua di cassette in plastica, però meno male che era soltanto un piccolo capannone adibito a ricovero attrezzi e c'era anche qualche balla di fieno. Poi sono state incendiate anche delle autovetture, però diciamo nel giro di un'ora era tutto già sotto controllo. Adesso stiamo, con l'aiuto degli operai del comune, ci stiamo operando per smassare le balle di fieno e poi spegneremo gli ultimi focolai. Il rogo è stato circoscritto prima che potesse raggiungere gli altri mezzi e il materiale presente nel deposito. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite fino a pomeriggio inoltrato. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. Restano ora da stabilire le cause dell'incendio e l'esatta entità dei danni. Per il momento è esclusa l'ipotesi dolosa. Il proprietario del terreno non ha comunque voluto rilasciare dichiarazioni, puntando l'attenzione sulla siccità estrema per la quale basta una piccola disattenzione per scatenare l'inferno. Un cittadino cinese di 46 anni, già condannato per spaccio ed evasione, è stato scoperto dalla polizia di Padova mentre tentava di ottenere un permesso di soggiorno con un documento ucraino contraffatto. È stato accompagnato all'aeroporto di Venezia e rimpatriato. Tutto nasce da una domanda presentata a gennaio di quest'anno allo sportello immigrazione della questura di Padova. L'uomo chiedeva un permesso di soggiorno per emergenza ucraina, esibendo un titolo di protezione umanitaria che sembrava rilasciato dalle autorità ucraine nel 2021 e con validità 10 anni. Ma qualcosa agli occhi degli agenti non tornava. Convocato per un controllo più approfondito, il documento veniva sottoposto agli esperti del gabinetto interregionale di polizia scientifica che ne accertavano la totale falsità. Non era la prima volta che il 46enne di origine cinese aveva problemi con la giustizia italiana. È entrato regolarmente nel 2002 con un permesso per lavoro. Nel 2006 era stato condannato a 2 anni e mezzo per produzione e spaccio di stupefacenti e l'anno successivo anche per evasione, dopo essersi allontanato dai domiciliari. Nel 2008 era stato espulso dall'Italia con un divieto di rientro di 10 anni. Rientrato lo scorso gennaio, una volta scaduto il divieto, l'uomo avrebbe dunque provato a costruirsi una nuova posizione regolare sfruttando la crisi ucraina con un documento rivelatosi però falso. Per il questore di Padova, Marco Dorisio, la scelta è stata netta: il rigetto immediato dell'istanza e provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Il 46enne è stato arrestato ed imbarcato su un volo diretto da Venezia a Pechino per essere riconsegnato alle autorità cinesi.
Il Veneto continua ad essere avvolto dalla morsa del caldo anche per la giornata di oggi. La Regione del Veneto, la Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di allerta per disagio fisico dovuto appunto alle alte temperature, facendo tutte le raccomandazioni del caso, soprattutto alle persone anziane e a chi lavora all'aperto, come si sta ripetendo ormai da settimane. Siamo andati all'ospedale di Bassano del Grappa, dove è in notevole aumento il numero di anziani stremati dal caldo che chiamano l'assistenza, che chiamano il 118. Ci colleghiamo quindi con il pronto soccorso dell'ospedale di Bassano, dove c'è Nancy Galdi. A te buongiorno. Sì, buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3 dal San Bassiano con Edoardo Paris alla parte tecnica. Il punto è proprio questo: abbiamo sentito che c'è stato questo aumento di chiamate al 118 da parte di anziani e anziane proprio per il caldo. Con noi c'è il dottor Andrea Favaro, primario del pronto soccorso, che adesso ci spiegherà meglio la faccenda. Dunque, dottor Favaro, che cosa sta succedendo? Buongiorno, non sta succedendo niente di grave, in realtà è possibile che ci siano più chiamate al 118 o anche al 116 e 117 da parte di anziani. Importante però ricordarci che gli anziani non vanno lasciati soli, ovviamente. L'anziano a volte chiama anche semplicemente per una informazione. Lei mi diceva è anche un po' il periodo, uno dei periodi in cui si verificano queste cose. Sì, sicuramente ci sono periodi più caldi, il periodo di Natale, altri periodi in cui magari anche i figli sono in vacanza, eccetera, quindi l'anziano può chiamare di più. In realtà però non stiamo riscontrando né un aumento delle emissioni SUEM né una particolare problematica legata ad anziani abbandonati, diciamo così. Chiaramente nel periodo che stiamo vivendo c'è più il tema delle disidratazioni. Abbiamo visto nell'ultimo mese circa una cinquantina di anziani disidratati, e quindi ricordarsi fondamentalmente l'idratazione e starci sotto un po' da questo punto di vista. Quindi idratarsi e controllare la pressione, perché a volte si abbassa anche per i farmaci che vanno rimodulati. Quali sono i sintomi a cui bisogna prestare maggiore attenzione e quando invece rivolgersi al medico o al 118? Allora, sicuramente si chiama il 118 quando si ha una sensazione di svenimento, piuttosto che la pressione molto bassa, quando la temperatura sale, la temperatura corporea sale. In questo caso è meglio sentire il 118. In generale è meglio, come dicevo prima, controllare la pressione arteriosa e controllare con il medico la terapia che si sta facendo. Ci sono dei consigli anche per le famiglie che magari hanno parenti anziani lontani? Allora, la cosa più importante in questo periodo, come dicevo, di idratazione, la frutta, in modo da integrare i sali, ma anche la gestione della casa, quindi abituarsi a tenere aperto al mattino, lasciare arieggiare, evitare il passaggio troppo freddo, troppo caldo con il condizionatore che va gestito, e preferibilmente sistemare le case in maniera tale che siano schermate, l'anziano quindi possa stare in situazioni di benessere. Grazie al dottor Andrea Favaro. Marta, per il momento qui da Bassano sarebbe tutto, se non ci sono domande per il dottore, e restituisco la linea allo studio. Grazie, buon lavoro a te, naturalmente a tutti i sanitari in questi giorni particolarmente impegnativi. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi, subito dopo torneremo in diretta per parlare di un evento benefico a Treviso a favore dei bimbi malati. Torna la Run for Children, a tra poco. Prima edizione dei nostri telegiornali, eccoci di nuovo in diretta, un approfondimento ora dedicato ad un tema molto importante, ad un tema di solidarietà, perché torna a Treviso il prossimo 11 di settembre la Run for Children, corsa camminata solidale dedicata ai bimbi, quest'anno non solo ai bimbi. Abbiamo qui con me, li ringrazio per essere con noi, Gianluca Sacchetti,
Sacilotto, Run for Children, organizzatore di questa corsa, e Alessia Biffis di Giocare in Corsia, progetto della Lilt, al quale appunto va destinata una parte del ricavato, l'altra quest'anno andrà all'Advar, ma ora ne parliamo. Sacilotto, allora innanzitutto come siamo con la macchina organizzativa e che cos'è Giocare in Corsia per chi ci ascolta e magari non dovesse ancora conoscere questa manifestazione? Ciao a tutti, l'organizzazione procede in maniera molto serrata in quest'ultimo mese perché manca praticamente un mese all'evento. Run for Children è, diciamo, un evento di solidarietà, è sì una corsa camminata, ma è soprattutto un modo semplice e concreto per fare del bene. Nasce nel 2017 a supporto di l'ILT, Lega Italiana Lotta Tumori, Giocare in Corsia, e fin da allora appunto supportiamo in 8 edizioni, questa sarà la 9ª, supportiamo appunto i volontari di Giocare in Corsia che operano appunto nei reparti di pediatria di Treviso e Conegliano, poi Alessia vi spiegherà più dettagliatamente. L'iscrizione sono 10 euro, la cosa che ci teniamo sempre a specificare ogni anno è che i 10 euro sono interamente devoluti in beneficenza appunto all'ILT Giocare in Corsia e quest'anno anche Advar, quindi realtà territoriali che conosciamo e che sappiamo, di cui sappiamo l'operato. Ecco. Quindi diciamo questa è proprio una particolarità che vi contraddistingue, sì, perché veramente il 100% di tutto ciò che viene incassato dalle iscrizioni va in beneficenza, quindi neanche le spese eccetera, è tutto fuori, questo viene coperto grazie agli sponsor, immagino. Abbiamo degli sponsor fantastici che ogni anno appunto riusciamo a coprire tutte le spese grazie a loro, quindi coperte tutte le spese, che sono tante, e riusciamo poi a fine evento appunto a devolvere il 100% delle iscrizioni. Ecco, questo per noi è stato il principio fondamentale fin dall'inizio, perché è nato come gruppo di runners che ci siamo posti questo obiettivo perché non organizziamo una corsa benefica. C'è stata la prima edizione nel 2017, avevamo un po' dilettanti allo sbaraglio, però l'obiettivo è stato proprio quello di donare il 100%, che sembra una cosa dovrebbe essere una cosa scontata, ma a volte può non esserlo, e quindi da lì è stata la prima edizione, è stato un crescendo continuo praticamente negli anni di pubblico, di donazioni e di persone che ci supportano e che credono in noi, ecco. E che si stanno affezionando anche a questa manifestazione e soprattutto anche allo scopo di questa manifestazione, perché non è una semplice corsa, di corse ce ne sono tante, ma questa va davvero a supportare delle iniziative molto importanti, ancor più perché rivolte a chi soffre, insomma a chi è in difficoltà, e a maggior ragione perché si tratta di bimbi. In questo caso abbiamo Alessia Biffis, Giocare in Corsia, in arte coccinella, nella vita istruttrice dell'infanzia, no? Quindi insegnante dell'infanzia, per cui insomma è anche il suo lavoro. Questa la vediamo vestita come lei opera in ospedale. Alle spalle la LILT, quindi insomma un nome che è una garanzia per tutto ciò che riguarda l'assistenza, diciamo, a persone malate. Vuole raccontarci un po' che cosa fate voi, in che cosa consiste il progetto Giocare in Corsia? Certo, io sono proprio testimonianza attiva, come diceva Gianluca prima, dal 2017 ci sostengono e io c'ero e ci sono stata in tutti questi anni. Giocare in Corsia è un progetto che c'è da una trentina d'anni addirittura, e io da 22 anni ne faccio parte, quindi ho proprio visto l'entusiasmo e l'impegno dei volontari che ogni giorno dal lunedì al sabato prestiamo queste attività di volontariato pomeriggio e sera. E al pomeriggio ci sono dei laboratori creativi durante i quali i volontari accompagnano con attività laboratoriali proprio creative i bambini, i genitori o chi li accompagna.
E di sera facciamo giochi di società in oasi pediatrica, oppure raccontiamo fiabe, o ci sono i clown che passano di stanza in stanza portando un po' di serenità e normalità nelle giornate di questi bambini ospedalizzati e delle loro famiglie. Facciamo una formazione continua tutto l'anno che ci permette di sostenere le attività che facciamo, e soprattutto ringraziamo la Run for Children e tutte le persone che partecipano ogni anno a questa corsa l'11 settembre, perché le vediamo entusiaste di poter portare un piccolo contributo, ma grande per noi, perché ci permette di portare avanti questo progetto che è un progetto della Lilt, appunto, come dicevi prima. Ecco, quanto è importante, voi ovviamente ci avete a che fare tutti i giorni, quanto è importante per i bimbi, quanto è importante per i piccoli ricoverati avere attorno a sé un ambiente anche più sereno, riuscire a fare un sorriso, riuscire a giocare anche in un ambiente che per forza di cose non è certo diciamo divertente né allegro come l'ospedale e la situazione di ricovero ospedaliero. Direi importantissimo, i bambini poi sono eccezionali perché sono sempre bambini, quindi per loro è la normalità, e noi portiamo un pezzetto della normalità che c'è fuori dentro alla stanza, quindi la serenità, il gioco, che è la parte più importante per un bambino, e quindi sosteniamo questa cosa, soprattutto anche poi sosteniamo la famiglia, perché anche loro, l'adulto poi ha bisogno di un pezzetto di normalità nella giornata ospedaliera, insomma. Ecco, Gianluca Sacilotto, dicevamo Run for Children, run per i bambini, quindi corsa per i bimbi. Quest'anno però avete, appunto, come accennava, deciso di allargare anche ad un'altra associazione, l'ADVAR, che in provincia di Treviso è un'associazione conosciutissima che offre assistenza ai malati terminali. Ecco, quindi un'altra realtà del territorio che offre un servizio davvero molto importante. Come mai avete fatto questa scelta? La scelta è stata dettata dal fatto che possiamo dire che nessuno si salva da solo, no? Se possiamo dire questa cosa, nel senso che è una realtà che può veramente coinvolgerci tutti. Ormai siamo in una comunità, siamo un po' tutti una famiglia, e chiunque può essere prima o poi colpito direttamente o indirettamente dall'aver necessità di cure palliative. Ecco, quindi sappiamo appunto che ADVAR fornisce appunto questo supporto, questo aiuto professionale e amorevole per chi necessita di cure palliative, sia a domicilio sia presso l'Hospice Casa dei Gelsi. Ecco, quindi ci è sembrato giusto quest'anno di ampliare appunto il progetto benefico anche a un'associazione appunto come ADVAR territoriale, come Giocare in Corsia, e sotto gli occhi di tutti, ecco, quindi questo è stato il motivo principale. Ecco, chi può partecipare alla Run for Children? Assolutamente tutti. Intanto bisogna iscriversi e poi venire a partecipare alla Run for Children di venerdì sera 11 settembre. Si può venire da soli, con gli amici, con la famiglia, con i colleghi di lavoro, ci stanno formando gruppi aziendali, con il cane, quindi assolutamente tutti, sia che corriate sia che camminiate, si può partecipare tutti in qualsiasi modo. Insomma, non serve essere grandi corridori, anche se uno non è troppo allenato, anzi può essere l'occasione buona per cominciare a muoversi un po'. Verissimo, poi fondamentalmente noi ci divertiamo a organizzarla, ecco, noi organizziamo, ci divertiamo e noi passiamo appunto una serata di feste, di sport, e sappiamo che in questo modo possiamo comunque tutti quanti insieme garantire e dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Ecco, Alessia, volevo chiederle dove voi operate, in quali ospedali, quanti siete? Facciamo un po' conoscere anche questa realtà dei volontari di Giocare in Corsia. Noi prestiamo volontariato presso la pediatria di Treviso, di Conegliano, e poi da un po' di anni anche a Latina, perché una nostra volontaria studiando lì ha portato questa esperienza positiva.
e siamo attualmente 140 volontari, quindi un bel numero. Un bel numero davvero, ecco, Sì. questo ci fa capire no? Anche quante persone davvero vogliano proprio mettersi in gioco e dedicare il loro tempo, nel suo caso anche la sua professionalità, perché insomma fa parte anche del suo lavoro avere a che fare con i bimbi. Nel mio caso sì, ma altri volontari fanno qualsiasi altro tipo di lavoro, quindi non è necessario insomma lavorare con i bimbi. Ci sono appunto corsi di formazione che ci preparano durante tutto l'anno, siamo seguiti da una psicologa e quindi anche a livello professionale, e poi facciamo i corsi per poter essere preparati alla lettura delle fiabe, alla relazione con i bambini, ai giochi che portiamo a loro, e quindi insomma è tutto ben organizzato, e i volontari, ci sono sempre volontari nuovi che provano questa esperienza, e quindi colgo l'occasione anche per dire: chi volesse provare a diventare volontario di Giocare in Corsia è ben accetto, e c'è il sito Giocare in Corsia dove possono trovare tutte le informazioni necessarie, ed è stupendo perché naturalmente si riceve più di quello che si dà. Di solito si dà dice, tanto perché ma è si così. dà tanto a questi bambini, ma si riceve anche di più. Che cosa le rimane lei quando torna a casa dopo aver passato un pomeriggio o una serata Allora in imparo ospedale? sempre un sacco di cose dalle persone, soprattutto dai bambini, perché questa innocenza che hanno nel trasmettere cose, nel pensare al futuro anche se hanno una difficoltà immediata, è eccezionale, e poi appunto torni a casa dicendo magari alcune cose che succedono sono frivolezze e passano oltre rispetto alle cose che poi vedo lì in ospedale. Ecco. Quindi insegna anche ad affrontare la vita e la quotidianità della nostra vita con uno spirito diverso. Con uno spirito diverso, proprio affrontare le cose in maniera diversa, sì. E anche questo è molto importante. Per concludere, Sacilotto, allora cosa bisogna fare per iscriversi, dove ci si iscrive, qual è il percorso, un po' di infotecniche per chiunque avesse così ascoltandoci acceso un po' la scintilla dell'interesse di partecipare a questa manifestazione. Allora, ci si può iscrivere in diversi modi, sia online attraverso le piattaforme endu.net e eventbrite.it, o nei 16 punti iscrizione che abbiamo sparsi nel territorio della provincia di Treviso. Li potete trovare nella pagina Instagram di Run for Children Treviso, c'è proprio il link che vi manda direttamente alla pagina Google in cui sono evidenziati tutti i punti iscrizione, 16 punti iscrizione nel territorio. Volevo fare una piccola parentesi sulla una delle prime frasi, una frase che ci ha colpito moltissimo fin dall'inizio di Giocare in Corsia, che quello è stato un po' il motore iniziale che ha creato tutto, è questa frase, perché un bambino quando entra in ospedale deve smettere di essere un bambino, e questa è proprio la cosa che ci ha spinto proprio per partire con tutto, ecco. Confermo. E poi i bambini aiutano molto in questo perché loro sono sempre bambini, quindi è una cosa speciale. Ecco, ritornando all'evento, il percorso sono 8 km, tutti in centro storico, e il traffico non sarà chiuso ma sarà regolamentato, e appunto sono 8 km di sera, sarà una serata bellissima, speriamo che il tempo ci grazi come è sempre fatto ogni anno praticamente, e stiamo in realtà già pensando all'edizione numero 10 che sarà nel 2027, però per adesso non ci pensiamo, ci penseremo dal 12 di settembre, ecco, quindi dal giorno dopo. Appunto la macchina organizzativa sta procedendo veramente in maniera serrata, abbiamo un'ottantina di volontari, alcuni dei quali poi c'è questa commistione, no? Alcuni nostri volontari stanno affrontando iniziando il percorso per diventare volontari di Giocare in Corsia, quindi c'è proprio questo scambio che è molto divertente. Magari anche la Run for Children ha contribuito, no? Sì, c'è una collaborazione attiva, e volevo ricordare che anche noi di Giocare in Corsia saremo alla partenza e all'arrivo per accompagnare tutte le persone che partecipano a questa corsa, e ringraziare sempre i volontari della Run for Children per questo sostegno importantissimo.
Ecco, l'obiettivo di questa edizione 2026? L'obiettivo è ogni anno superare anche di una persona gli iscritti dell'anno precedente. Adesso abbiamo superato già i 2000 iscritti da un po' di anni, l'obiettivo è sempre quello di aumentare, quindi di aumentare la donazione ovviamente. Poi con noi i conti sono presto fatti, 10 euro iscrizione da sempre e per sempre, e quindi speriamo veramente anche quest'anno di superare i 2000 iscritti. Quindi iscrivetevi. Bene, allora io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, speriamo che partecipino in tanti, perché lo scopo è davvero nobile ed importante, e comunque è anche un'occasione per divertirsi, per stare in compagnia, per fare un po' di attività fisica e conoscere anche tante persone interessanti che svolgono un'attività interessante come appunto i volontari di Giocare in Corsia. Grazie allora a Gianluca Sacilotto, grazie ad Alessia Biffis per essere stati con noi. Noi abbiamo ancora qualche minuto di TG che dedichiamo, ne abbiamo già parlato nel corso del telegiornale, ma continuano ad arrivarci aggiornamenti sulla questione della siccità, del caldo e delle grandi difficoltà. L'ultimo alert è quello che ci arriva dagli allevatori del nostro territorio, perché caldo e siccità stanno bruciando pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali, mentre crescono i costi per gli allevatori. A lanciare l'SOS è la Coldiretti Trevigiana, per le temperature elevate, le precipitazioni inferiori alla norma che fanno sentire il loro effetto anche appunto sul settore zootecnico. Tra l'altro sulla campagna di raccolta del mais pesano le condizioni climatiche molto difficili, e a bruciare sono anche i pascoli, quindi anche gli animali che sono stati portati in malga, in alpeggio, sono in difficoltà. Abbiamo visto anche nei nostri telegiornali come in molte malghe siano addirittura costretti a portare l'acqua con le autobotti. Ovviamente questa situazione poi incide anche sulla produzione del latte, sulla produzione del formaggio, e interessa un po' tutte le stalle in generale. Grossi danni anche e soprattutto all'agricoltura. Nel prossimo servizio sentiamo il punto di Confagricoltura e anche le soluzioni da pensare per il futuro, vista che questa che noi consideriamo un'eccezionalità dovrà essere proprio la nuova normalità. Sentiamo. Il caldo persistente e la scarsità d'acqua non sono più un episodio isolato. A lanciare ancora una volta l'allarme è Confagricoltura Veneto, che attraverso le testimonianze di associati e consiglieri segue ora per ora l'evolversi della situazione e le pesanti conseguenze sul comparto. Il fronte più delicato resta quello dell'acqua e del cuneo salino, soprattutto lungo il basso corso del Po, la cui risalita ha già reso inutilizzabili tutte le utenze irrigue fino all'altezza della Romea. Il caldo persistente sta anticipando in modo netto la maturazione del mais da granella, con anche criticità qualitative. Le produzioni in irriguo registrano un calo stimato tra il 15 e il 20%, con un prezzo inferiore del 4,5% rispetto all'anno scorso. Anche la lavorazione del mais da trinciato risente di una perdita di almeno 10 giorni di maturazione utile. La soia sta subendo cali produttivi drastici, il raccolto di riso rischia di essere dimezzato, la situazione della melicoltura è critica. Un quadro che il presidente di Confagricoltura Veneto, Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, non definisce un'emergenza straordinaria, ma la conferma di una fragilità strutturale che l'agricoltura veneta si trova ad affrontare ogni estate con intensità crescente. Senza una gestione coordinata delle risorse idriche e senza strumenti di sostegno alle imprese, secondo Bonaldi il rischio è che una difficoltà stagionale si trasformi in una perdita strutturale di reddito e di capacità produttiva. Il caldo e la siccità e quindi il livello molto basso di fiumi e laghi con il surriscaldamento anche della poca acqua che rimane stanno mettendo a rischio anche i pesci. Dalla Polizia Provinciale di Vicenza sono già stati effettuati 5 interventi di salvataggio. Grandi morie di pesce come lo scorso anno non ce ne sono, anche se la situazione è piuttosto delicata perché con questo caldo il livello delle acque sta scendendo notevolmente.
A segnalare la criticità del periodo per la sopravvivenza della fauna ittica dettata dal basso livello dei fiumi e dall'acqua calda in alcune zone, il comandante della Polizia Provinciale di Vicenza. Se nel Basso Vicentino il canale Leb risulterebbe ancora sotto controllo, ad essere attenzionata è la zona ovest della provincia. Al momento sono stati effettuati dagli agenti 5 interventi di recupero tra Agno, Chiampo e Rio Poscola. Stiamo seguendo, monitorando molto attentamente la zona di Lonigo e di Sarego, Fiumicello, Brendola e Rio Acquetta, perché lì la situazione sta veramente diventando molto pesante. Per quanto riguarda invece le zone A, cioè le zone montane, le zone dove ci sono gli animali salmonicoli, sono stati nella zona dell'Agno Chiampo, sono stati effettuati 5 recuperi, 2 nell'Agno e 2 nel Chiampo e 1 sul Rio Poscola. E tra gli effetti del grande caldo di queste settimane ce n'è uno che riguarda anche i mercati settimanali, poca gente e pochi affari tra le bancarelle, e già più di qualcuno a Treviso propone di fare il mercato del martedì alla sera anziché appunto di mattina come accade solitamente. Sentiamo. Buongiorno, mezzogiorno già si sbaracca. Purtroppo sì, il caldo non lascia scampo. Non si era mai visto un mercato di Treviso così vuoto ai rintocchi del campanone del Duomo. Anche questo è un effetto del cambiamento climatico che mette in sofferenza tutti, clienti e commercianti. C'è meno gente che compra. Meno gente, un po' meno. Oppure arrivano prima e vanno via prima. E quindi insomma meno affari. Ci accontentiamo. Beh, anche il giorno oggi, veramente nel mare gente adesso, no delle piante. Le vendo io le piante, qualcuno perché vedi, piante. Ma comunque con questo caldo si vende meno. Poco, metà. Meno gente. Beh, meno gente, magari gli anziani non escono, ecco. Si sopporta, dai. Molto meno affari, troppo caldo. Ad agosto non dovrebbero neanche più fare il mercato, è troppo caldo. Voi riuscite a vendere fino a che ora? Fino alle 9:30, 10 si lavora abbastanza bene, poi un calo drastico, la gente scappa a casa. Tra l'altro le bancarelle devono comunque essere presenti. Se il mercato viene fatto, secondo me dovrebbero, il comune almeno, non dovrebbe mettere l'assenza, perché stare a lavorare qua fuori è impegnativo. Quindi siete obbligati a venire qua? Sì, abbiamo un tot di permessi che possiamo rimanere a casa, ma si fa, le cose da pagare sono tante a fine mese, quindi dobbiamo starci sul pezzo sempre. Un caldo che dovrebbe attenuarsi verso la fine di agosto, ma che proprio per il cambiamento climatico è destinato a replicarsi negli anni, con il risultato che qualcuno già pensa di chiedere per il periodo estivo lo spostamento alla sera del mercato del martedì. Assolutamente, noi e tanti nostri colleghi siamo di questo avviso, stiamo a vedere. Probabilmente potremo intercettare anche un pubblico diverso, di persone che durante il giorno lavorano, quindi potrebbe essere anche interessante. Bisogna fare una prova, non posso dire. Però potrebbe essere un'alternativa. Può essere. Proposta che però non vede tutti unanimi. A Jesolo lo fanno serale e turistico, è diverso. Qui stiamo parlando di città, il mercato è nato ed è sempre stato martedì mattina e sabato mattina e così deve restare. Io spero di no, altrimenti sto a casa. Perché? Si fa il mattino e basta. No, di sera, ma di sera i ladri che va fuori. È quello peggio. Perché? Perché al mattino siamo più freschi mentalmente. E nel frattempo c'è chi, nonostante il caldo, accende l'inevitabile polemica ferragostana. Con questo caldo si vedono i fiori? Certo. Ma di più o di meno rispetto al solito? No, un po' meno, ma si vendono. Senta, però c'è meno gente al mercato. Meno gente, ci poteva essere più gente sabato, ma il sindaco ha pensato bene di non farci fare il mercato, allora niente. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, subito dopo la sigla come sempre l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.